Eccoci alla seconda parte di Sicilia 24, giornata mondiale delle città senza auto. Sentiamo cosa ne pensano i catanesi. Emanuele. Il 22 settembre è la giornata mondiale senza auto, un'iniziativa che vuole liberare le città dalle automobili nel tentativo di ridurre l'inquinamento e il traffico. A Catania però quasi nessuno conosce questa ricorrenza. Oggi è la giornata mondiale senza auto. Sì. Lo sapevi? No. Lo sapevate? No. Vero? Allora no, non lo sapevo. Purtroppo abbiamo da fare, quindi... Secondo me qua c'è più traffico degli altri giorni. Questo perché siamo nella giornata mondiale senza auto. Può essere. Gli unici luoghi dove non si vedono auto sono le isole pedonali, come in quella appena inaugurata di Piazza Mazzini. Non si inquina, non serve carburante, però serve la luce, ci deve ricaricare. È perfetto, è molto rilassante e anche così va bene per tutti. L'obiettivo della giornata mondiale senza auto è quella di privilegiare il trasporto pubblico, l'uso della bici, la camminata. Una bella cosa, purtroppo Catania non è la città adatta, perché si gira con la bici, l'attacchi a un palo e te la rubano, o che sia bicicletta elettrica o che sia bici di 5 euro, purtroppo non è città adatta. Tanti già da tempo preferiscono girare in città con bici o monopattini, ma all'auto a rinunciarci sono veramente in pochi. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, Catania sottotono a Monopoli, i rossazzurri raccolgono comunque un punto e un'altra partita senza subire gol. Sul mercato chiusa la trattativa con Zanellato, lunedì al Massimino arriva il Foggia. Marco Carli. Una sola vera occasione per il Catania, poche emozioni in un match il cui logico risultato è 0-0. Rossazzurri sfilacciati e lunghi con la difesa schiacciata indietro dal movimento di un Monopoli che in generale interpreta meglio la gara. Poca fluidità e prestazione incolore per il Catania. Abbiamo fatto poco per vincerla, non abbiamo fatto sicuramente una buona gara, abbiamo sbagliato tanto. Devo dire che gli avversari sono stati bravi perché è anche giusto dire le cose come stanno, però guardando in casa nostra sicuramente non è stata una partita positiva. Quello che c'è di buono nella partita non positiva è quella che comunque siamo riusciti a portare a casa qualcosa. Gli etnei rischiano un po' con una traversa su deviazione di Buà, con Spalluto e Starita, ma in generale la coppia Curado-Silvestri se la cava con capacità e porta a casa assieme a Livieri un'altra prestazione con 0 gol incassati. Per Curado anche l'onore di indossare la fascia di capitano. Per me è ovviamente motivo d'orgoglio e sono consapevole che è anche una grossa responsabilità, però c'è da dire anche che ovviamente voglio nominare a Ciccio, a Peppe, sono i nostri capitani e ovviamente mancano tanto a questo gruppo, a questa squadra. Poca spinta sugli esterni invece, almeno fino a quando non entra Quaini a dar manforte al centrocampo e di conseguenza la retroguardia. Zanellato in tal senso per la mediana è un ottimo innesto biennale per lui. Ci si proietta già la sfida con il Foggia di lunedì, trasferta vietata per i tifosi foggiani. Sarà un'altra partita da sold out e il Catania vorrà offrire uno spettacolo diverso da quello visto in Puglia. Pareggio 3-3 del Messina al Francoscoglio contro la capolista Turris, prestazione nel complesso positiva dei giallorossi rimontati al 6° minuto di recupero dall'attaccante Nocerino. Sergio Colosi. Pareggio tra Messina e Turris all'insegna dei rimpianti, maggiori quelli dei giallorossi in vantaggio prima 2-0, poi 3-1 e rimontati al 6° minuto di recupero. Se Modica ha confermato nel bene e nel male la sua scuola zemaniana, ha fatto peggio Bruno Caneo, lasciando in panchina per un turnover esasperato il tridente d'attacco titolare per oltre un'ora. Quanto è bastato al Messina per portarsi avanti di 2 gol dopo 9 minuti, con Plescia, uno che ha poca confidenza con la rete avversaria, ma a segno dopo 44 secondi, e raddoppio di Frisenna alla seconda presenza in Serie C. Emozioni e reti, ma anche tanti errori nelle rispettive fasi difensive e su uno di questi Dauria riapre la sfida del Francoscoglio. In avvio di ripresa Mausso ristabilisce le distanze con un tiro al volo. Caneo boccia le sue scelte iniziali e al minuto 17 inserisce l'artiglieria pesante, Giannone, Nocerino e Maniero per i più leggeri, Pavone, De Felice e Dauria.
Il Messina avverte una pressione maggiore, nonostante il parziale di 3-1 sembra rassicurante. Così non è, in 13 minuti la rimonta firmata da un sinistro di Giannone sotto l'incrocio e da un colpo di testa di Nocerino in beata solitudine, con una difesa giallorossa distratta e abbandonata al suo destino anche dagli altri reparti. Sugli spalti più amarezza che soddisfazione per avere comunque fermato la Turris al primo pareggio dopo 3 successi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.